Buonasera a tutti, ciao, benvenuti a questo appuntamento con Archeosarabus On Air Live. Allora, come state ragazzi? Ciao, ciao a tutti, ciao, ciao, ciao. Oggi Ciao a tutti. abbiamo un nuovo ospite. Partiamo comunque da Martino che è su Meride Home, cioè il padrone di casa insieme a me. Come stai Tino? Bene, molto bene. Oggi ti vedo in Sì, versione di cosa? Lucina tattica stile Twitch. Ci piace, ci piace. piano piano Grande. adesso cerchiamo di adattare Un po' la di... stanza di mio figlio, tra l'altro. Ogni giovedì lo devo sfrattare dalla camera per... Vabbè. In- Invece alla tua destra abbiamo Domenico, benvenuto. Ciao ragazzi, ciao a tutti, come state? Bene. Speriamo tutti bene, noi iniziamo bene. Allora, Domenico, dopo ve lo presenteremo a 360 gradi, presenteremo tutte le sue opere. Io l'ho conosciuto sull'altro social, denominato TikTok, in cui ho visto dei suoi video in inglese e mi sono emozionato, e da lì è scaturito una sorta di infatuazione. Ok, dal punto di vista artistico, Collaborazione. come? Collaborazione, sì. Sì, no, prima un'infatuazione, e poi dopo non è che passi subito ai fatti, oh. Cos'è questa cosa? Comunque, oggi, oltre Domenico, partiamo come al solito con una presentazione di un raga che a noi sta molto a cuore, vero Tino? Sì, 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 sì. È un uraghe a cui siamo molto affezionati. Stiamo parlando di Porto Pirastro, il comune di Muravera. È uno di quei nuraghi che io chiamo nuraghe di mare perché sorge in un promontorio che proprio si infila dentro il mare. Ecco, qua adesso Marco ci metterà sopra impressione la geolocalizzazione. E quindi alla fine della lunghissima spiaggia di Costa Rei, prima di arrivare a Capoferrato, c'è questa insenatura che si chiama appunto Porto Pirastro perché anticamente era comunque un attracco, e ce lo è ancora adesso perché c'è un rimessaggio C'è il messaggio barche. barche, assolutamente sì. Però quello era un attracco utilizzato. Qui intorno ci sono diversi siti archeologici anche abbastanza importanti. Ecco, sul promontorio sorge questo nuraghe che Lo vedete è... anche segnalato su Google Earth, Google Maps, insomma, lo trovate segnalato un po' in tutte le varie mappe virtuali e si vede già così, si vede già da questa visuale dall'alto. Sì, non solo nuraghe, ma anche un importante villaggio intorno. Cioè, diciamo, i resti del villaggio sono di dimensioni importanti, scendono sì, esatto, da quel lato verso l'insenatura. Sì, e poi ti ricordi quando abbiamo fatto le riprese per il documentario, ci siamo accorti che si vede proprio benissimo dall'alto, proprio in questa zona qua. Sì, sì, si vedono proprio le Guardate, capanne, sì. guardate. Ma Esatto, sulla strada, esatto. poi dalle foto lo vediamo anche meglio. Forse dal video, il foto abbiamo un frame. Esatto, sì. Comunque voglio salutare Jimmy Solonas 85, per dire, è il coso, spettatore numero uno in assoluto, e, e vediamo anche un emoticon personalizzato del buon Nuragic. Eh, Allora, Marti, io Bello. ho preparato anche la visione del documentario. Io direi di godercela tutto e poi facciamo una piccola, delle precisazioni, insomma, riguardanti tutto questo sito e ciò che lo circonda. Ok? Va Andiamo? bene. Sì, sì. Guarda qua. Tac. Ed ecco il buon Tino che si avvia alla camminata. In Entriamo. ciabattine. C'è il ciabattine, chiaro. Allora, buona visione.
precisamente nella località Porto Pilastro. Stiamo andando a vedere appunto il nuraghe di Porto Pilastro, che sorge, come potete vedere, in questa collina qua, questo promontorio che praticamente si infila nel mare. Guardate che bellezza, nel mare tra Costarei appunto e Capoferrato, che rappresenta un bel esempio di struttura complessa. Diciamo, conserva qualche curiosità che poi adesso vedremo strada facendo, ma andiamo. Allora, per arrivare ci sono due possibilità. Una è arrivare qua dalla spiaggia appunto di Porto Pilastro. C'è un sentierino che poi costeggia qui la costa e, come vedete, sale passando attraverso quello che molto probabilmente, ecco qua, che molto probabilmente era l'insediamento. Infatti in terra è pieno di coci di terracotta. Guardate questo qua, gigantesco, guardate questo qua, è pieno qua. Provate a parlare. È pieno. Siamo ai piedi del Monteferru, dove c'è un altro insediamento, a parte che c'è una Domus de Gianas, dove sono presenti i resti di fusione dei metalli. Anche qui è stato trovato qualcosa, anche se io per adesso non ne ho ancora visto. Ok, quindi proseguiamo in questo sentierino. Guardate, anche agevole, abbastanza facile da percorrere. Il nuraghe è qua sopra. Ok, siamo quasi arrivati. Ora c'è questa scalinata realizzata nella pietra, una scalinata naturale. Guardate che bellezza. E poi soprattutto, guardate che panorama mozzafiato che c'è qua. Qui siamo in una delle spiagge più belle della Sardegna, la spiaggia di Costarei. Guardate che meraviglia. Ed eccoci giunti. Adesso arrivo, cerco di non sgazzinarmi, ma anche perché sono venuto con le scarpettine da spiaggia anche oggi. Allora, intanto qua arrivando, come potete vedere, già si può vedere un pezzo di muro che adesso si infila qui nella vegetazione, quindi diciamo non è proprio comprensibile dove va a finire. Adesso io provo a infilarmi qua. Intanto guardate del crollo, pietre di crollo. Dai. Ecco qua, guardate qua, questo qui sarebbe da approfondire. Qui c'è molta pietra. Adesso volevo capire se è solo crollo o no, qua c'è un pezzo di muro, vedete qua c'è un pezzo di muro che prosegue e si infila là dietro. Il nuraghe, come potete vedere, è qui dietro queste piante, però questi sembrano degli ambienti, anche se sono molto crollati, diciamo che non sono proprio facilmente leggibili, però danno l'idea di essere degli ambienti, perché ci sono tracce di muri. Ok, sono tornato sulla retta via, do una piccola digressione in mezzo ai cespugli, ma avevo necessità di capire un po' quel muro, se era solo pietra di crollo, se era funzionale al sito. Ora andiamo a vedere la parte principale di questo nuraghe. Un nuraghe che, come vi ho detto, è sicuramente complesso. Intanto guardate, qui c'è un'altra porzione di muro che scende qua giù
ma saliamo ancora sulla cima di questa collina. Ecco qua questi gradini che ci facilitano, guardate anche qua, sembrano quasi un residuo di scala del sito. Ecco qua, la prima cosa che ci cade all'occhio o ci salta all'occhio è questa bellissima opera di valorizzazione del sito, ovvero sia una bella colata di cemento nella torre centrale per il posizionamento di questo punto, cos'è, un trigonometrico. Guardate che spettacolo. Non ci sono parole, guardate, a 360 gradi. Quello è il Monteferru. Là c'è l'altro insediamento di Costa Perdera e poi la lunghissima spiaggia di Costa Rei che arriva fino a Calasinzias, meravigliosa, e poi il mare, questo bellissimo mare. Allora, come vi dicevo, una struttura complessa, sono visibili facilmente due ambienti, due torri, questa che è quella centrale, di cui rimangono, vedete, 6 o 7 filari, e quest'altra laterale, di cui ne rimangono invece 4 o 5, due strutture attaccate, guardate. Qua si vede anche il punto di giunzione, probabilmente fatte in due momenti diversi, perché le pietre poi mi dà l'idea che non sono intersecate, che non sono legate, ma questa struttura qua mi dà l'idea che sia stata costruita dopo e appoggiata alla torre centrale, che magari è stata fatta in un altro momento. E poi proseguendo, vedete qua, adesso io giro intorno a quello che resta della torre centrale, e anche qua si ha l'idea che ci fosse un'altra struttura, perché laggiù in mezzo a quelle piante si vede un altro semicerchio che poi adesso vado a vedere dall'altra parte, a parte piattini e tovagliolini, che qua qualcuno è venuto a bivaccare. E lì, ecco, come dicevo, si vedono i resti probabilmente di un'altra struttura, ma adesso vado dall'altra parte così vediamo se è più evidente. Allora, eccomi qua nel lato est, quindi quello che dà verso il mare. Questa è praticamente la struttura che io vi dicevo, che si vedeva da su e che dà l'idea di essere un'altra torre. Guardate, prosegue anche qua, è tondeggiante e si unisce poi a quella che era la torre centrale che abbiamo visto prima. Quindi questo ci dà l'idea che potesse avere, scusate ma c'è un caldo infernale, che potesse avere 3 torri, quindi oltre poi a un rifascio di cui si vede anche una parte qua nel lato sud, e tutto il villaggio che scendeva verso ovest, verso il nord, voglio dire il nord-ovest, dove siamo passati prima e di cui comunque sono visibili ancora, diciamo, le tracce dei muri e si trova ancora coci. E, come dicevo, Ledda parla di resti di fusione anche in questo nuraghe, ma io non ne ho visto, ma soprattutto a guardia di questa insenatura, dove molto probabilmente c'era un approdo, perché l'approdo è sempre stato comunque sfruttato, ancora oggi c'è un approdo turistico, e quindi molto probabilmente anche all'epoca veniva sfruttato, perché comunque è riparato sia da tutti i venti, quindi è comodo. Bene, adesso sono tornato al punto di partenza, non so se usare come sfondo per i saluti questo pezzo di muro del nuraghe Porto Pirastru o se il bellissimo panorama che c'è alle mie spalle.
scelgo il muro. Vi ricordo che noi siamo presenti su YouTube, siamo presenti su TikTok, siamo presenti su Instagram, siamo presenti su Facebook. Il nostro intento è quello di raccontare i siti archeologici del Sarrabus, quindi vi invito a seguirci, a condividere le nostre pagine, a consigliarci ai vostri amici. Per oggi è tutto, vi saluto da Nuraghe Porto Pirastru a Muravera e alla prossima, ciao! Eccoci tornati qua in diretta, eccoci qua, torno io, tornate pure voi, magia, eccoci. Bentornati, dopo questa visione spero con colori e immagini idilliache, diamo qualche commento, volete dare qualche commento così a caldo? Tu Domenico avevi già visto questo documentario prodotto da noi o è la prima volta? No, è la prima volta. L'avete girato d'estate però, era Esatto. qualche mese fa. Sì, Bello, quando io avevo bello. ancora la gamba col tutore. Io ero immobilizzato e Martino era i miei occhi e le mie gambe, mentre io ero il suo falco. Questo è il prossimo che andate a pulire? Scusami la domanda così diretta. Martino, a te Questo la è il prossimo. risposta. Sì, stiamo facendo tutte le pratiche per pulirlo, sì. Cioè, se tutto va in porto, il 10 di dicembre lo puliremo. Bene. Speriamo. Cosa ne pensi, Don? Per uno che non l'aveva mai visto, no? Anche se poi magari vederlo nel video così non è, diciamo, completo, è meglio sempre vederlo dal vivo, però così una prima impressione. Molto bello, sicuramente è un luogo importante, essendo sulla costa. Questi luoghi che sono sulla costa sono tutti molto importanti, quindi c'è da dare un'attenzione, una grande attenzione a questi nuraghi costieri. Secondo me, sono tra i miei preferiti, onestamente. Molto bello. Noi, insomma, nel Sarrabus, sempre quindi nella stessa costa per forza, costa est, ne abbiamo diversi. Li nominiamo. Allora, io mi ricordo quelli lì di Villa Simius, giusto? Cos'è Cucuretto? Quello è Cucuretto. Sì. Ok, poi andiamo verso nord. Porcetto. Zio Martino. No, quello è in mezzo alle montagne. Là sui monti con Annette. Comunque, zio Martino, un giorno ce lo presenterai. Certo. Andiamo a pulirlo un giorno. Un giorno lo puliremo. Continuiamo a salire verso nord, abbiamo tutte le torri di Calavira. Le torri di Calavira che stanno proprio... Dopodiché saliamo ancora. I Calasinzias, Givedruttili, i Monte Turno. Anche Sadomo del Sorcu può essere considerato costiero. Cioè, comunque sì, non è proprio il mare, come può essere, ecco, Givedruttili o Monte Turno, che sono proprio dei promontori dentro il mare, o Tersilia, che non è proprio dentro il mare, ma praticamente a 10 metri dal mare. Quindi comunque sono dei nuraghi che avevano, penso, una funzione di controllo anche dell'attività marittima. In prima linea. A parte che sono tutti vicini comunque a dei porti, perché anche Tersilia, per esempio, c'è lo stagno di Santa Giusta e lì c'era il porto. Calapira comunque era un attracco. Calasinzias era un attracco, quindi dall'altra parte lo stesso a Ferrage, tra l'altro dove c'è l'insediamento di Don Giovanni Mattacciolo, che è forse uno dei più grandi insieme a Sadome Sorco, cioè gigantesco quel nuraghe. Comunque sì, io mi immagino nuraghe Murta Samuravera, mi immagino proprio questa attività, queste coste colorate da queste... Mi sa che attivo Google Earth, così lo vediamo più o meno. Ah, sì. Da queste vele, queste navi che vanno e vengono, queste barche di pescatori, cioè io me ne immagino per una bella attività marittima, sì, marinaresca. Legata al mare. Esatto. Adesso, guardate qua, Questo controllava l'intera baia, a questo punto controllava l'intera baia, cioè riusciva a vedere le navi che arrivavano giorni prima dell'attracco. Nel caso di nemici, il nuraghe si accorgeva
non è che si vedeva una nave e arrivava subito, ci voleva del tempo prima che la nave di nemici attraccasse, quindi questi nuraghi erano importanti proprio come prima difesa, almeno da quello che ho sentito quando ho visitato il nuraghi Diana. Si parlava insomma di una difesa molto precisa della baia. Ma non solo, ma io me li immagino anche come punti di riferimento anche per gli amici. Tipo i fari, no? Delle luci sulla costa che indicavano un po' dove bisognava andare a attraccare nel caso in cui si arrivasse di notte o comunque al buio. Vedete qua. Sì, la funzione comunicativa dei nuraghi è fuori discussione, cioè tutti i nuraghi servivano in qualche modo per comunicare qualcosa, magari col suono, con le luci, col fumo di giorno, in qualche modo si riusciva a comunicare. Sì. Però voglio far notare a quanti metri dal mare stanno, ok? Teoricamente prima erano un po' più lontani, giusto? Dovevano essere, essendo più bassa la cosa, la linea di costa. La linea di costa dovrebbe essere più lontana, sì, più Magari verso il era mare. qua, guardate, cioè me lo immagino qua dove sto indicando, così, no? Però comunque anche se sarebbero stati 80 metri in più, no? Non tanto di più. Guardate qua a Monteturno. Scendiamo di nuovo, dicevamo quelli di Calazinzias, guardate un po'. Poi qua invece c'è Vedi, tutto bello. una bella torre spagnola e dopodiché vabbè. Insomma, diciamo che è un aspetto secondo me peculiare della nostra zona, questo qua, il fatto che ci siano tutte queste torri nuragiche e costiere, così costiere, diciamo così. Sì, poi ripeto, tu dicevi dalla costa, linea di costa, sì, è vero che era più lontano, però questi nuraghi poi risultano nella foce di fiumi, ok, quindi probabilmente c'era meno accumulo di terra e quindi si formavano magari queste insenature che erano funzionali all'attracco. Penso per esempio a Santa Giusta, che oggi è coperto di terra, ma cioè, è chiaro che fosse tra l'altro lì, detto che il discorso anche della fortezza punica, quindi un utilizzo anche nei secoli successivi. Tra cui uno non abbiamo ancora parlato, se non sbaglio, nei nostri appuntamenti live, è il Nuraghe Mortas, di cui hai fatto cenno prima, che dove passa comunque passano dei canali che probabilmente in realtà qua fosse tutta acqua, in questa zona che sto indicando in questo momento. Lì c'era, sì, lì probabilmente c'era acqua. Adesso invece, vedete, sono stati bonificati, oltre che c'è stata sedimentazione naturale da parte del fiume stesso, che questo qui comunque è uno dei È la fiumi foce del fiume Mendoza quella, il secondo fiume della Sardegna. Esatto, quindi guardate qua, per importanza basta anche dare un'occhiata, insomma un minimo di logica ci fa pensare che ci fossero più affluenti o comunque più diramazioni anche nell'estuario, insomma, o fosse molto più largo comunque. Infatti questa qui è una bella piana, anche abbastanza fertile. Soprattutto guarda Sarcopos, che anche Sarcopos era un attracco, guardalo, dov'è? Esatto, guardate, quindi questo è cosa? È accertato che fosse un attracco di tipo punico romano, giusto? Sì. E quindi guardate quanto dista dall'attuale linea di costa. Qua siamo a più di 1 chilometro, se non sbaglio. Se mi permettete faccio così una misurazione rapida. Siamo a 2 chilometri, 3 chilometri quasi. Misurazione così, rapida e in diretta. Quindi potete immaginare che interesse ci fosse anche nelle epoche successive, oltre che speriamo di trovare il prima possibile, che vengano ritrovate il prima possibile delle tracce anche della marina, insomma di vita marittima nuragica, magari non lo so, è una mia ipotesi, non è stata ancora trovata, quindi però c'erano i nuraghi proprio in costa. Chi lo sa, chi lo sa. Comunque, vogliamo vedere anche qualche immagine aerea? Del nuraghe? E io?
Sì, sì. Guardate Tra come l'altro Dome lì è praticamente a 2 passi da Monteferru, che lì c'era un vulcano, c'era, quindi sia diciamo, tutta la zona di Capoferrato dove c'è il faro, che Monteferru sono diciamo, le pareti del vulcano che ormai è nativo da milioni di anni. E sopra Monteferru, cioè diciamo lungo costa, c'è un altro insediamento con questa struttura di epoca nuragica che Roberto Ledda censisce come un forno fusorio. Quindi è molto interessante anche pensare, capita, il collegamento tra luoghi di produzione o di estrazione di produzione e luoghi di commercio, cioè di questa interazione. Sì, sì, no, assolutamente, perdonami, ma ti vedi tutto a scatti e mi stavo venendo da ridere. Chissà che cosa è successo, eh? Io mi vedevo a Traffico... scatti, o lui? No, 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 è Martino che si vede tutto a scatti, tu ti vedi liscio come l'olio. Comunque, partiamo da questa bellissima immagine dedicata a Jimmy 85 Solonas. Sì, Marti, continui un po' a vederti a scatti. Vedete questa bella colata di cemento tipica nuragica, però del 1900 e chissà che quando. La nostra amica Mara ci racconta che nei primi anni 80 questo nuraghe fosse scoperto, non c'era questa traccia di cemento importante a tappare a tappare il nuraghe, la cima del nuraghe. Quindi si poteva entrare. Continuiamo un po' di vista, questa è tutta vista dal basso. E sicuramente è molto suggestivo. Ah, Marti, vabbè, prima l'abbiamo specificato quante torri ha questo nuraghe. Però in realtà ci dovrebbero essere, cioè, degli scavi che ci confermano che sono solo 3 torri. Allora, Ledda ne mette 2, mette queste 2 che si vedono. Per me ce ne sono 3 perché comunque è chiaro anche quell'altra struttura circolare poi verso il mare, più tutto quello che c'è intorno, che visto, ma una volta che poi verrà pulito Sì. sarà molto più chiaro. E poi hai visto anche nel video, Dome, non so se hai fatto caso quando stavo partendo a piedi, no? Che quando prendevo i coci, hai visto che si vedevano proprio i cerchi delle capanne? Sì, tutto attorno c'è vita lì. Sicuramente questo era un posto importante, importantissimo. Sì. Magari c'è anche qualcosa sotto l'acqua, magari, ma forse no, Chi lo assolutamente sa? no. Ma in realtà, Sì. guarda, potrebbe pure essere, se noi riguardiamo magari una bella vista dall'alto, però fatta ad alta qualità, ecco, parto con un'altra immagine, potrebbe anche essere, se guardiamo tutti questi crolli che ci sono, aspettate, vi tolgo un attimo così si vede ancora di più, anzi tolgo anche me stesso, così ci godiamo meglio la vista. Allora, il nuraghe è qua, ok? Guardate tutto il materiale che c'è qua intorno. Martino diceva, conferma che c'è un'altra torre qua. Sì. Dopodiché c'è un'altra che almeno dal video si vedeva bene qua, ma io... Un muro. Un muro. Che potrebbe essere un rifascio, cioè Ok, poi ne vediamo altri qua che potrebbero comunque far parte del villaggio o del restante chissà che cosa, insomma, ma come abbiamo visto prima erano anche sono stati utilizzati in epoca successiva. Eccolo qua. Certo, queste immagini erano molto in alto, però dove sei passato tu è proprio questo punto qua. Sì. Questa l'ho fatta più o meno a 300 metri di altezza, quindi diciamo che la risoluzione non è delle migliori ingrandendo. Ah, ecco, c'ho questa qua.
Vedete? Vedete questa zona? Questa zona qua? Sì, sì. Anche più giù. Esatto, anche lì. Guardate, io non vedo l'ora. No, ma qui è pieno. Cioè, ma anche lì sotto gli alberi, eh. Sotto quegli alberi lì è pieno, eh. Sì, 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 non vedo l'ora che c'è anche spazzatura. Cioè, ragazzi, preparate le buste dell'Aliga che qua c'è da raccogliere. Cos'è, un aliante? È un coso, è un paracadute che è così, bollato, in omaggio per chi pulirà questo sito. Comunque, speriamo di avere notizie al più presto e adesso riprendiamo una chiacchierata tra di noi. Eccoci qua. Allora, perché abbiamo invitato Domenico? Domenico è venuto già a 2 pulizie che abbiamo organizzato noi, sono state quelle di Nuraghe e Basù, di cui abbiamo parlato ampiamente nelle precedenti dirette. Lui è il titolare del dominio nuragic.com e non solo. Ti vuoi presentare tu? Io nel frattempo apro la tua pagina. Ah, la pagina TikTok, quale apri? Comunque, No, sì. quella proprio Nuragic.com. Sì, diciamo che lì non c'è più di tanto. Io ho acquistato, vabbè, intanto io sono Domenico e da tanti anni, penso 10 anni, ho acquistato questi domini, nuragic.com, nuragic.org. L'ho fatto solamente per preservarli, eh. Cerchiamo di capirci. Io quando ho deciso di comprare questi domini l'ho fatti pensando di preservarli, per evitare che diventassero una pizzeria o altre cose. E quindi ho comprato, sì, la mia pagina, quello è il mio, sì, quello è il mio sito, quello è un blog dove ci sono alcuni dei miei articoli, ma il profilo più importante è quello di TikTok. Alla fine TikTok è l'unica piattaforma dove davvero stiamo crescendo. Quello era il blog iniziale, sì, io lo uso l'ho usato all'inizio per postare alcuni dei miei video, no? Però il mio profilo principale è appunto quello di TikTok. Se vuoi mettere quello come esempio, perché lì si vede veramente chi siamo. Alla fine quello, quello che faccio è parlare in inglese della Sardegna, prima di tutto, poi della civiltà nuragica e della natura e un po' di tutto quello che ci pare alla fine. Vedi, non è L'importante sbagliato. Mi è preso è impreparato su tu questo. devi entrare, Comunque, sì. Va bene, non preoccuparti. Comunque sì, su TikTok, Nuragic, possono vedere qualunque cosa. Il progetto è questo. L'idea è quella appunto di poter parlare della civiltà nuragica a grandi linee, quindi non siamo in dettaglio ogni nuraghe e tutta la storia, no, a grandi linee per poter presentare in inglese, poi adesso in inglese, ma nel futuro chiunque potrà tradurre in qualsiasi lingua mi pare il proprio contenuto, però l'importante è che almeno quello che produco io è in inglese e quello che andrò a tradurre anche i contenuti di altri in inglese per metterli nel mio canale. Quindi l'idea è proprio quella di comunicare in inglese la civiltà nuragica. La passione è quella che abbiamo tutti. Tantissimi sardi, decine di migliaia di sardi fanno la stessa cosa che facciamo noi. Promuovere la Sardegna, promuovere la civiltà nuragica. Quindi ognuno fa la sua parte e l'idea di nuragic.com è appunto quello che sia un sito un po' per tutti. Quindi nel futuro io vorrei che venga condiviso fra tutti noi. Questo, una community dove ci esatto. si interroga, dove ognuno può partecipare alle ricerche degli altri, ci si può confrontare sui temi, una cosa di tutti. Non è, io ho comprato il dominio, ma non sono io nuragic.com. Nuragic.com è il contenuto che poi andrà dentro, che può essere messo da chiunque, quella è l'idea. Ok, lo sai, una cosa che mi ha colpito subito di te è il fatto che tu parlassi in inglese, cioè la prima cosa in assoluto, quando ho sentito che, ma questo qua, ma è sardo, non è sardo, e sta parlando dei nuraghi, perché lo sai, c'è un altro, un sito, anzi, sì, c'hanno anche un sito web, però sono delle persone inglesi, sono
della Gran Bretagna che fanno molto spesso documentari sulla Sardegna per sponsorizzare poi i loro tour archeologici. Non E so come se si li chiamano hai mai questi? visti. Allora, si Megalithic? chiamano Megalithic, sì, esatto. Megalithic qualcosa, quelli UK. Megalithic, Esatto, insomma, è UK. venuto anche a Santa Cristina lui. È venuto anche a cosa? A Quartuccio, alla tomba dei giganti di Ah, Scorges. Sì, sì, sì. adesso non mi ricordo. Comunque sì, lui è molto grande, ha un bel canale YouTube, ha Eh, tantissimi, forse ha centinaia di migliaia di iscritti. esatto. È Sì, quello che mi sono accorto, che credo che sia normale a livello di marketing in social media, il fatto che parlare solo in italiano non ti porta a milioni di spettatori, ma manco centinaia di migliaia quando parli guarda, comunque di argomenti così di nicchia. Che fa piacerissimo avere anche solo una persona che ti segue, però anche il nostro obiettivo è quello di divulgare il più possibile non il nostro sapere, ma la bellezza del nostro territorio e delle nostre usanze, anche perché secondo me quello che fa la differenza in queste giornate è stato il fatto dell'umanità, di ritrovarsi insieme nella pulizia di un sito archeologico e creare, ognuno poi vedi, ha creato il proprio contenuto, però c'è stato un'interazione, una condivisione, tu hai creato il contenuto sulla cosa che abbiamo organizzato noi, ci siamo scambiati il materiale, ci siamo scambiati insomma la condivisione nella propria pagina. Vuoi dire qualcosa, Tino? Sì, no, la cosa bella di questa esperienza è che abbiamo raccontato la stessa giornata da due punti di vista diversi, perché comunque noi eravamo gli organizzatori, quindi eravamo più dentro le dinamiche, diciamo, organizzative, eccetera. Invece Domenico era un ospite, no? E quindi non conosceva tutte le dinamiche che hanno fatto scaturire l'evento, tutto quanto, no? Il fatto del pranzo, poi. Sì. E quindi era lì che si viveva la giornata minuto dopo minuto, no? Almeno ho avuto questa impressione guardando il tuo video. esatto, esatto. Io avevo un sandwich in borsa con una fettina di prosciutto dentro. Ho detto... Diciamo che ti abbiamo Eh, trovato un surrogato abbastanza dignitoso del sandwich, eh? sì, sì, sì. No, tutta quella parte lì è stata una cosa veramente... è stata, da un certo punto in poi è stata una questione di ospitalità e basta. Cioè, c'è stata veramente un'esperienza che onestamente le persone solitamente fanno quando vanno in vacanza in Sardegna, quando... Cioè, abbiamo fatto un'esperienza di grande valore, questo volevo dire. È stata proprio un'esperienza di grande valore. Sia la pulizia, ma poi anche tutta l'ospitalità che c'è stata dopo e quella che c'è stata poi nei giorni a venire, perché poi noi siamo andati adesso, noi abbiamo fatto sì, due pulizie, poi abbiamo fatto una gita insieme. Quindi, insomma, da queste collaborazioni possono nascere davvero, cioè, alla fine la collaborazione ti porta degli strumenti in più. Io, per esempio, non ho un drone e quei 2 giorni che sono uscito con voi ho avuto l'opportunità per la prima volta, onestamente, di iniziare a mixare un po', a editare un po' di video di droni, cosa che io non avevo mai fatto prima. Quindi c'è uno scambio che è molto, molto, ha un valore molto alto. Se noi riuscissimo piano piano a coinvolgere anche tante altre persone, lo scambio sarà sempre maggiore e il valore di questo scambio sarà sempre più alto, più grande. Quindi noi siamo solo due, ma nel momento in cui si aggiunge un terzo, un quarto e un quinto, quel Esatto. valore Però, aumenta sai, esponenzialmente. fortunatamente la polizia ha dato una buona visibilità, siamo stati abbastanza bravi a presentare alle persone quello che abbiamo fatto e, ad esempio, l'obiettivo delle polizie archeologiche abbiamo riscontrato un interesse anche al di fuori del Sarabus, il che insomma a me rende molto orgoglioso, non so se anche a Martino che è l'ideatore in Ma realtà assolutamente. del Ma progetto sì, fa ma piacere. perché noi siamo partiti con quell'idea, no? Cioè dare un esempio positivo che riuscisse poi a attecchire anche fuori dal nostro territorio. E l'idea, sai cos'è Domenico?
quando abbiamo iniziato a pubblicare la roba sui nuraghi, no, siccome comunque Sarrabus è una zona che non è studiata, non è scavata, non è tutti i nuraghi, ho visto come sono ridotti, tutti coperti di vegetazione, no? E allora quando pubblicavamo queste cose, i commenti più frequenti erano il comune dove, capito, la regione dove gli enti non fanno mai nulla, no? Ma perché dobbiamo sempre aspettare gli enti? Cioè, è un valore nostro, no? È ovvio che senza gli enti non fai nulla, però ognuno di noi, cioè, si deve muovere in prima persona per proteggere, per valorizzare questo. Facciamolo noi. Quello è stato, capito, l'input. Esatto, e lo stesso vale per la promozione, secondo me. Cioè, le Sì, immagini sì. della Sardegna, se aspettiamo il sito della, della regione Sardegna a fare coso, ci fa uscire roba che sembra uscita da Sì, Troi, non lo so. Ma perché verrebbe dobbiamo sempre aspettare la regione? Cioè, nel senso, perché dobbiamo aspettare la regione? No, Esatto. la terra è anche nostra. I, no, i- i beni archeologici sono anche nostri. Perché dobbiamo aspettare gli altri per valorizzarli? Non so, verrebbe da non dire sono appunto, verrebbe da dire, oh, devono pulirlo il comune, cioè questo verrebbe da dire, ragazzi. Cioè il comune, l'organizzazione, qualunque, dovrebbero pulire tutti questi luoghi in continuazione, dovrebbero farlo loro. Però siccome questo non avviene, nel momento in cui lo fanno le persone, poi magari lo faranno sempre più persone, però se aspettiamo che qualcuno si prenda cura dei monumenti, non no. succederà mai. Vabbè, anche perché Infatti, comunque San Vito ha più di 200 siti di interesse storico. Cioè, quanti soldi ci vorrebbero per tenerli tutti esatto. puliti, sistemati, controllati? Ci Cioè, Esatto, vorrebbero ci più vuole. più associazioni che possono gestire anche. Perché a questo punto sarebbe il passo successivo, sarebbe quello che la polizia, la pubblicizzazione del territorio, dopodiché sarebbe bello in futuro, spero quando mia figlia sarà maggiorenne si possa gestire qualche sito anche nella zona, perché certo, lo renderebbe ma guarda, c'era fruibile. un'iniziativa bellissima di cui faceva parte anche Stefano Crispo, no? L'archeologo che ci fa la sorveglianza, Michele, un altro archeologo di Lanusei che conosco. E loro avevano fatto questa associazione, esiste ancora, che si chiama Gugliastra, e avevano lanciato questo format che è Adotta un Nuraghe. E quindi sostanzialmente loro andavano in giro per il territorio, facevano roba bella. Guarda che io sono andato a vedere un sito che hanno ripulito, cioè hanno messo tutti i cartelli indicativi con la descrizione del sito, cioè hanno fatto una cosa fighissima, hanno fatto. Cosa Poi manca dopo ovviamente di avevano un quello? partenariato, però l'idea era quella di farsi carico della protezione e della valorizzazione dei siti, noi cittadini, comuni, capito? Ah, ok, di trasmettere, quindi il loro obiettivo era trasmettere ai cittadini del posto questo tipo di cose, di azioni, insomma, Sì, di sì, creare io avevo azioni. partecipato, la prima pulizia che ho fatto nella mia vita è con loro, ai Ai menhir Scalas, di Prane Scalas, ma stiamo parlando di quanti esatto. anni fa? Infatti ti ricordo, ti dicevo, guarda, questo sito, che figo, è l'unico con un cartellone che ti spiega che cos'è, l'unico, cioè cosa vuol. Poi vabbè c'è Ispirois, Il cartello l'hanno pagato i sì, proprietari però del terreno, l'hanno pagato i De Murtas. sì, lo so, c'è scritto, eh. Cioè, fortunatamente infatti ho detto che bravi che sono stati, minchia, che figo. E in ogni Asterisco. caso, eh, in ogni caso, Comunque, quindi le collaborazioni che stiamo ricercando, perché ormai mi sento di far parte di questo progetto, perché di immagine del territorio, perché di per sé è questo, di collaborazione e di condivisione. Chiunque E volesse poi vedi, Jimmy partecipare ci alla fine lo dice, invito. Jim, vedi, poi nascono pure nuove amicizie. esatto, quella è la Esatto. cosa più bella. Speriamo Quella. Sì, anche, e speriamo poi, anche nuovi amori, speriamo. Sempre. magari. Comunque, il progetto, la cosa importante di questo progetto è che il mio, e penso anche il vostro, che sono progetti a lungo termine, quindi noi non abbiamo quasi ancora iniziato, stiamo giusto iniziando ora. Quindi saranno un progetto che noi vedremo comunque gli effetti
iniziali, ma poi sono progetti, cioè il piacere che ho io che nuragic.com sarà un sito che parlerà di civiltà nuragica, cioè quello mi basta come soddisfazione. Il fatto di averlo appunto preservato, perché ci sono tantissimi siti nuragic, quello, nuragic, quell'altro in giro per internet, chi è magia, chi è quell'altro, insomma, non ne parliamo di queste cose, però l'idea di aver preservato il nome .com e .org, cioè questo mi dà una grande soddisfazione. Poi sarà vedere a lungo termine poi cosa ne uscirà fuori, però. Diciamo che sei stato lungimirante quando ti è venuto Sì, lo schiribizzo, insomma. forse era in America quando l'ho comprato, quindi Vedi, ma comunque posso dirti che il fatto forse di stare lontani dal posto di nascita, dal luogo di nascita, dalla sì, Sardegna, ti dà la possibilità di avere una visione ancora più ampia, perché vedi anche come si comportano gli altri, che riescono magari a fare quello che da noi non si fa, e poi rubare con gli mm, occhi e con l'esperienza tutte queste cose qua, e ti suscita poi magari delle nuove idee. Infatti anche cioè, insomma, sì, l'amicizia mia e di Martino e degli altri ragazzi della Limen e Fabio di Archiossarabo sono nati quando io stavo già fuori dalla Sardegna. Ho creato la mia pagina The South Face of Sardinia, delle mie esperienze in Sardegna. Ho visto questa pagina qua che si occupava del Sarrabus, cioè la Limen, e da lì poi si è creata anche l'amicizia con Martino, però in secondo luogo. Quindi io ho conosciuto prima Danilo, che fa sempre Melis come te e come me. eh sì, siamo tutti Melis. Qua E dovevamo vabbè, fare un siamo coso, tanti Melis in Sardegna. un Cioè, attacco a Zedda, che sarebbe stato in minoranza. 3 Melis contro un Zedda. eh, e invece oggi parleremo anche dei vostri progetti, giusto? Voi Ma cosa sai, avete in porto? cosa abbiamo in porto? Tu sei un curiosone. Sono Eh? venuto per quello io. Non Allora, no, possiamo dire tutto, però, molto presto, quando sarà ufficiale la cosa, logicamente faremo una puntata intera. Faremo un E coso oggi ci date qualche manifesto. informazione? Ma guarda quello che ti dico, perché non partecipi? In Ci che sono tante senso? cose qui, non troppo, se te lo dico, piccolino, no no, spoiler, Marco, niente spoiler, bottonati. niente spoiler. Qua ragazzi, le melanzane stanno dentro le mutande, quindi mi raccomando, non ne parlo. No, Va comunque, bene. Possiamo parlare però dei progetti che, diciamo, un po' stiamo già portando avanti, no? No, tu vuoi sapere i nuovi? Sì, sì, no, io pensavamo, parlavamo anche, insomma, del vostro progetto a lungo termine, qualcosa ah dicevamo anche sì, sì, oggi, no, io non no, so Ah, sì, niente. i sì. progetti a lungo Vabbè, termine, guarda, sì, allora, assolutamente. il progetto, diciamo, Archiosarabus, no? Perché poi il progetto Archiosarabus è un progetto della Lehman, no? Che cioè, è nato prima, però poi è entrato dentro, ma diciamo la sua identità, no? Che poi si è sposato col progetto di Marco dei Sentieri Primitivi del Sarrabus, no? E quindi l'idea è quello non solo di fotografare, di censire, ma anche di renderli fruibili a lungo termine, cioè di creare diciamo una fruizione virtuosa, no, di questi siti, cambiare un po', spostare l'asse dalla fruizione soltanto del mare e delle spiagge e portarla dentro con dei contenuti culturali. Quindi la creazione poi esistono già, no? Diciamo che l'idea iniziale è quella della riscoperta delle vecchie strade, delle strade vecchie, che molto probabilmente, perché noi adesso, guardando un po' la configurazione, diciamo, del territorio delle strade antiche, ci rendiamo conto che i nuraghi sono costruiti proprio ai lati di queste strade, no? Quindi probabilmente in epoca nuragica già esistevano questi percorsi, e quindi riproporli. L'idea è quella di fare un sentiero unico che parte da Villa Simmius e arriva fino a Quirra, poi con vari segmenti che ripercorrono appunto questi siti, ed creare anche metodi di fruibilità un po'
più snella, no? Per esempio abbiamo lanciato prima dell'estate un progetto che adesso vogliamo implementare, che è il progetto QR Code, che fondamentalmente nei siti ci infiliamo questi adesivini, questi QR Code che ti rimandano poi a delle schede descrittive del sito, e lì ci potresti dare una mano a te per farli anche per esempio in inglese, o dei video, agganciarli ai video che abbiamo su YouTube. Quindi un domenico che sta camminando in campagna, vede un sito, ha capito, punta il telefono, gli si aprono delle pagine che gli descrivono il sito, e lo legge in maniera diversa, no? Cioè in maniera più completa. Detto così mi hai fatto emozionare quando hai detto ti si apre un mondo. No, dovevi dire ti si apre un mondo, però più o meno. Certo, perché poi capita che un sacco di gente gira. Io quando vado a vedere i nuraghi vedo gente stranieri, tedeschi che camminano in campagna, capito, così, che gli piace, che vagano, però non hanno la minima idea di dove stanno andando, di cosa stanno guardando, esatto. No? Se invece ogni tanto punti il telefonino in un quadrettino, no? E c'è un upload delle informazioni di quello che stai vedendo, penso che sia, o no, Dome? Sono d'accordo, sì. Sì, poi ne parlavamo anche l'altra volta, magari una persona, ti ricordi, parlavamo delle colonnine della Death Valley, che paghi un biglietto, insomma, in zona. Qualcuno potrebbe anche voler pagare un biglietto generico per però comunque visitare tutti questi nuraghe che sono anche liberi da visitare, però chi vuole può anche pagare un biglietto generico, anche se non devi per forza pagare il biglietto per entrare in ogni singolo monumento, però chi volesse può insomma pagare un biglietto per visitare i nuraghi della zona, che sono poi gestiti da gruppi di persone che volontariamente se ne occupano, senza quello che dicevo io. Una specie di offerta, dici, no? Esatto, sì, sapendo che nella zona comunque tutti i nuraghi sono accessibili, perché le persone se ne prendono cura, perché sono stati puliti. In quel caso sarebbe anche bello che le persone, insomma, contribuissero a mantenere questo status di pulizia, esatto, e di ordine. Quello sarebbe interessante, perché poi a lungo andare sarà difficile poi mantenere tutti questi luoghi che vengono puliti. Esatto, quindi ci vuole la forza della cittadinanza, per forza. Ci può essere magari vedere associazioni come la nostra che danno una mano a dettare ordine. Sembra un po' fascista come cosa, però in realtà ci vuole qualcuno che dà un indirizzo. Dopodiché cerchiamo di condividere e vogliamo tutti quelli interessati, soprattutto ma con buona volontà e con voglia di stare insieme, proporre, perché la proposta sembra facile. A volte le proposte le scrivono nei commenti dei nostri video, però rimangono stranamente solo in caratteri elettronici. Mandami un messaggio privato, parliamone. Poi sarebbe molto più bello, no? Cioè, nel senso che si costruisce così un rapporto adesso, magari nei nostri anni in piazza, o se no magari passava qualcuno in motorino mentre noi stavamo pulendo i nuraghi e diceva mettasi fa dipende dalla zona, eccetera. Cosa state facendo? Ah, guarda, stiamo tagliando i nuraghi, posso aggiungermi? Ma là che state sbagliando, scusate lo slang alla sarda, tra il quartese e il castiale, insomma c'è un misto come cose. In ogni caso Martino si diverte. Sì, no, ma poi voi, quello che volevo aggiungere, poi l'unica cosa, voi avete un bel gruppo di persone, e quando si entra in contatto con voi non è soltanto il nuraghe, c'è anche quell'altro ragazzo che è un botanico e ti spiega che piante ci sono in giro, c'è l'archeologo che ti fa intuire un po' quello che si sta vedendo sotto gli occhi, no? L'altro giorno ha individuato probabilmente una struttura lì a Nuraghe e a Zoru. Quindi è una vera esperienza, come si dice in inglese? Si dice learning experience, è un'esperienza in cui si impara qualcosa, si impara molto. Sì, esatto. E quindi è proprio un bel gruppo di persone con diverse competenze, ma competenze anche specializzate. Quindi avete un bel gruppo di collaboratori, molto molto bello, sia tra voi, sia Limen, Sarabus Gerrei. Poi lo spirito, le famiglie,
famiglie con bambini che si danno da fare, turisti di passaggio, come detto appunto prima, tutti, anche i content creator, noi che ci scontriamo con le telecamere, cioè, molto bello, è molto bello, è proprio una... Oh, scusa, un- stai registrando da me, aspetta. Che succede? Ah, sì, 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 è vero, No, è vero. pardon. Che ogni tanto ci siamo incrociati, è molto bello. E poi questa cosa dello scambio di filmati, perché sicuramente quando io riprendo te, ci sono dei momenti in cui ovviamente io ho ripreso te, li ho caricati oggi, vi ho caricato un paio di video, poi vi carico il resto sulla cartella condivisa. Ed è bello anche quello contribuire. A volte la gente è un po' così, dai. Cioè, c'è un certo... Bisogna iniziare a aprirsi e a collaborare tutti insieme, a conoscersi l'un l'altro. Non so, anche tutti quelli, le leggende di Instagram, no? Sappiamo, ci sono alcuni personaggi Su leggendari, questo, sardi, che sono, insomma, ne abbiamo no, sai, tutti quelli molto noti, no? E sarebbe bello poterci conoscere tutti quanti sì. e E quindi facciamo farci un appello, una... la prossima volta meno Instagram, più motoseghe. Meno Io Instagram, non so se, più dai. motoseghe. Instagram. Basta, non dico altro. No, no, va bene tutto. Più motoseghe, più Instagram. Guarda, servono tutti e Tutto. due. Servono. Ok. Io ho Sì, imparato a però in fare... questo caso bisogna avere un bilanciamento, non solo Instagram, ma anche tante Guardate, motoseghe. raga, io ho imparato a caricare il cassone di legna. Io ho Sai che è imparato a fare la forte. tessitura della legna. Ma questo qui è Grazie a Jim, voi. è Jim. Questa E cosa grazie a ci Jim. perseguiterà. Ci perseguiterà finché campiamo. Questa cosa della La tessitura, no, no, è molto importante. Guarda che sono lezioni quelle. Martino, io ascolto sempre le persone che hanno più esperienza sulle cose, se no non impari nulla nella vita. E quindi lì mi sono applicato. Martino è passato mentre io sistemavo la legna sul cassone, no? E di tutto ha detto: Oh, Che Adriano, cosa perché non lo fai? fai tu? Adriano, perché non lo fai tu? E io l'ho sentito e ho fatto la battuta. Invece, no, comunque alla fine. Ho imparato, alla fine era messa bene, credo, per essere la prima volta era fatto bene. Però se lui non mi avesse detto quella cosa lì sarebbe stato difficile, non l'avrei messo bene perché la stavo lanciando. Avremmo Mi ha detto dovuto no, fare 2 viaggi. ha detto no, la legna non si lancia, Guarda bisogna te. fare la tessitura. Con cazzeroni di Martino, esatto. Va Ci bene, sta, dai. ci sta. Grazie Comunque, ragazzi, allora, e comunque bella esperienza. Io la raccomando a tutti che se non sono ancora venuti a trovarvi, sia che sia una polizia, sia che sia una gita, qualunque cosa voi organizziate, ragazzi, andate a trovarli perché è una bella esperienza. allora, Cazzettone di Martino, hai visto? No, Adriano sta sono proprio partecipando a... a Ah, ma difenderci, capito? Jimmy Solanas e Adriano. Esatto. Ah, ok, Adriano, ho trovato il video che ti avevo detto del tuo compleanno, poi lo metto fuori, poi lo carico Lo e te lo metto faccio vedere fuori. anche a te. Lascialo dentro, non ci far Sì. spaventare. Non tirate il cazzone che c'è in me, non tiratelo fuori, ecco, non tiriamo fuori. Comunque, Vero, vi perché... invito a seguire Grazie. subito dopo questa diretta la live di Domenico su Nuragic TikTok, però sul canale TikTok. Sì, grazie. Se volete vedete un po' di 2-3 dissing fatti da me ogni tanto a rompere le scatole per farci due risate. No, comunque è super simpatico Domenico. Grazie. E ci presenta sempre dei contenuti interessanti. Guardate tutti i video, a me piace un sacco il tuo stile anche di regia. Purtroppo io sono una sorta di golem di pietra, un po' duro di testa. C'ho il mio stile, non riesco neanche a Molto bello, copiare no. le cose che mi piacciono degli altri, sono scarso forte. Comunque, No, si vede che sei molto disciplinato nell'editing. Io faccio tante cose un po' così, però si vede la disciplina, certo, quella è una cosa importante. nella ginnastica la disciplina, no, io No, nell'editing. nell'editing dei video si Ah, vede che è fatto io molto invece bene. pensavo al contrario di te, che sei molto più,
c'hai un coso, riesci a mixare le cose molto, molto bene. A me non piace tantissimo fare i video che durano poco, a me piacciono più i cortometraggi, quelli che durano oltre 5-6 minuti, Documentario, eccetera. sì. Sono più lento, diciamo così. Però comunque dai, anche e mi piace, riesce a rendere il concetto in pochissimo tempo, che è quello che serve su questi tipologia di social. Comunque, quindi continuate, bisognerebbe fare il codo, com'è che si chiama su Twitch? Quando si passa nell'altra live. Il ride, però non fa il ride Ride. verso TikTok, sì. Lo so, non fa. Comunque, Non tanto funziona. io vado in diretta quasi tutti i giorni, ragazzi, quindi venite quando volete, quasi tutti i giorni alle 10 di sera ci A possiamo fare una parlare chiacchierata. delle ricerche del nostro amico E Domenico. poi aspetto che venite voi di là in live, eh? Mancano 60 follower su Twitch, ragazzi, e poi si inizia anche di Esatto, là, vero? Su esatto. TikTok. Mancano Su 60 TikTok. follower e poi... Sì, sì, dobbiamo farci 2 video di siti di 5 minuti, 5 punti e li facciamo, che sono quelli i video che ci danno le spinte. Il Però time adesso lapse, siamo... Il il timelapse time lapse da famigerato. 30k. Il time lapse ha Esatto. spaccato di brutto. Che giornata! Lo Video sapete che pirata al cavolo. io ero lì nello stesso momento in cui cresceva tutto ed era veramente bello. Forse anche voi eravate lì davanti alle statistiche. In 10 minuti saliva tutto. Vi ricordate Sì, com'era sì, bello? sì, Era? sì, Sì, sì. Io sono rimasto tutta quella giornata a guardarmi le statistiche salire nel vostro video, era proprio bello. Bravi, bravi, bravi. speriamo Non che dipende da succeda. noi. Sì, Dipende, non dipende lo so anche. qual è l'arcano. Ogni Ecco, tanto butti sì. il video e boh, e Adesso pum, noi e dovremmo, sai, parte. avere qualcuno che studia questa tipologia di marketing tra di noi, quindi facciamo un altro appello, se c'è qualcuno che si vuole unire, che studia queste cose, è benvenuto. Quindi, oltre a tutti gli interessati che vogliono creare dei contenuti o che creano già dei contenuti in merito a queste tematiche, contattate sia noi di Archeosarabus, che io vi rimanderò a Domenico di Nuragic, ok? E Marti, cosa faremo? non lo so, quello che abbiamo fatto stiamo facendo insieme, nel senso che magari ti invitano a Borcei, Ah, sì, adesso vado a Oristano sabato. Sabato vado a hai visto? Oristano. E poi mi Ecco, sposto al Nord Sardegna, ragazzi. Stiamo conquistando il Nord Sardegna. no, Vado un no, no, paio di no, giorni no. al... Nord Sardegna a- lascialo, è brutto, è bruttissimo. No, vado Vai a tu. vado praticamente in un paesino a metà, al centro della Sardegna, tra Sassari e Olbia. Quindi riesco a vedere praticamente tutti i monumenti che ci sono in zona in 2 giorni, raga. Come si chiama? Calangianus, se non sbaglio. Ah, ok. Sono praticamente al centro e rimango un paio di giorni. Questo cercherò di farlo nelle prossime settimane. Che vai in Anche treno? lì sì, sì, anche lì ho parlato con una persona che è a disposizione per offrirmi una base d'appoggio nella sua proprietà. Vedi, Quindi si devono creare posso... queste reti importanti e che non Perché io rimangono mi muovo in treno, separate, raga. normali. Io mi muovo in treno. Quindi per me andare il giorno prima e pernottare è un problema a volte. E fare tutto in giornata in treno non fa. Invece così mi avvicino in treno, ho una base d'appoggio e c'è un'altra persona, sempre che ho conosciuto qui sulla mia chat in TikTok, che mi accompagna a visitare la zona di Sassari. È Ok, molto bello, ragazzi. Poter conoscere persone ovunque della Sardegna e poter entrare in contatto è è figo. un superpotere. Esatto. Detto questo, seguite le avventure e le peripezie di Domenico, Dai, ragazzi. anche le nostre su tutti i social possibili e immaginabili. Continuate in live a stalkerare il buon Domenico, come farò io dopo Dai, ci vediamo tramite più tardi messaggi. noi. Grazie Domenico per aver partecipato. È un Grazie, piacere, Dome. è un Ci sentiamo piacere. presto. Ci vediamo Grazie, presto. grazie Marti, come al Ciao solito, Adriano, eh. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Yes, Ciao, Adri, buona. salutiamo tutti. Ciao Tino, settimana prossima, sorpresa.
abbiamo fatto Villa Puzzu, Muravera, San Vito l'abbiamo fatta prima, facciamo Casteadas di nuovo. Raccontiamo la bellissima storia intorno al nuraghe Sollastino e invitiamo anche Summeri. Matteo Summeri. I Summeri. Per chi non è sardo, Matteo. dice, sente, Summeri, dici Summeri. Ehi, ai babilonesi. Ok, facciamo così. Ehi, è figa come storia, ci sta benissimo. Ciao Adri. Ok, quindi detto ciò, Domenico, me la chiami la sigla? Sigla, per favore. Ciao.